Intreccio e corruzione. Il sistema di collusione tra politica e finanza è complesso, intricato, a radici profonde. Gli inquirenti ricostruiscono una piramide perfetta, composta da manager, imprenditori e vertici istituzionali, nomi eccellenti, ingranaggi di un meccanismo sofisticato che secondo gli inquirenti viene alimentato da aziende che producono fondi neri ricavati non da utili, ma da aumenti di costi a carico dello Stato e quindi della collettività. Il sistema è quello delle sovraffatturazioni, a cui i finanzieri non riconoscono nemmeno l'originalità. Sovraffatturazioni e poi retrocessioni del denaro e creazione di fondi, tendenzialmente all'estero. Il meccanismo non è un meccanismo particolarmente originale. I fondi ottenuti da false consulenze, da fatture per prestazioni mai avvenute, servirebbero a formare sacchi di capitali nascosti all'estero grazie a società create in Svizzera e nella Repubblica di San Marino. 25 milioni di euro, e questo l'importo dei capitali occultati finora accertati dalle Fiamme Gialle. Le fatture false, strumento per la presunta commissione di reati contro la pubblica amministrazione, producono però anche effetti fiscali che la prossima fase delle indagini dovrà approfondire. E adesso si tratterà di andare a quantificare l'effetto di carattere fiscale che, voglio ricordare, è anch'esso al pari della sovrafatturazione dei costi, un peso che poi grava sulla collettività. Dalla ricostruzione degli investigatori i fondi neri sarebbero stati utilizzati per alimentare la corruzione grazie ai finanziamenti illeciti. Il fondo nero sostanzialmente è destinato a fare dei pagamenti che non devono essere tracciati, quindi evidentemente non finalità di tipo legale.